Ho studiato agraria all'Università di Padova e dopo la laurea ho cominciato a prendere in affitto i terreni della famiglia di mio padre e ho iniziato la produzione nell'azienda agricola, che è divisa in 3 corpi. Qui siamo in provincia di Vicenza a Schiavon e poi ce n'è un'altra parte proprio in comune di Vicenza e un'altra parte a Camponogara in provincia di Venezia. Ho acquistato una semintentrice da sodo in Argentina direttamente, ho fatto l'importazione e quella è stata la mia prima scommessa, e successivamente ho aderito ai piani a piani agroambientali. Inizialmente era la misura 214, poi chiamato nome, quindi il proseguio, investendo quasi l'intera superficie in agricoltura conservativa, ovvero semina diretta, rotazioni colturali e colture di copertura. Il carbonio, la CO2, viene sequestrata attraverso la fotosintesi e poi trattenuta nel terreno stabilmente, trasformandosi in carbonio organico e quindi aumentando la sostanza organica. Quello che è un elemento negativo nell'aria diventa una risorsa nel terreno. Penso che, diversamente da quella che è stata la mia esperienza, in cui ho messo molto del mio tempo, delle mie energie anche nel conoscere altre realtà all'esterno e che non necessariamente tutti possono fare, sia importante che ci sia un supporto tecnico che aiuti l'agricoltore in questo percorso. Un agricoltore che ha capito che è il momento di cambiare. Il percorso tecnico aiuta molto a ridurre gli errori che inevitabilmente ci sono in qualsiasi tecnica innovativa, ma deve essere molto tecnico e a disposizione nel momento in cui serve. Queste esternalità positive possano essere valorizzate come crediti di carbonio a beneficio di tutta la comunità, e che i giovani imparino dall'esperienza, ma portando quella necessaria innovazione che anche in queste tecniche deve esserci comunque, perché come mi hanno insegnato in Argentina anni fa, c'è sempre un modo di fare le cose meglio, e il lavorare insieme tra chi ha esperienza e maturazione e chi inizia ad approcciarsi con curiosità e voglia di imparare e anche la volontà di far fatica, mi sembra la cosa positiva.